Lo starter sta nuovamente richiamando le concorrenti, quindi tutto sistemato. Questa quarta corsa, ripetiamo, riservata a femmine di 3 anni. Si muove nuovamente l'autostart. Ripetiamo lo schieramento: 1 Bixi Move, 2 Boema, 3 Bagar, 4 Bella Senz'anima, 5 Brigitte Trio, 6 Holly Molly. Seconda fila 7 Batis, 8 Barney Lenny, 9 Bionica Horse, 10 Bloom degli Dei. Direi buono l'allineamento, si avvicinano anche quelle della seconda fila. L'errore di Bloom degli Dei, anche quello di Bella Senz'anima, è veloce Bagar, Numero impegnata 4, da Holly Bella Molly. Senz'anima, Poi è partito molto bene squalificato. anche Bionica Horse dalla seconda fila. In vantaggio Bagar, Holly Molly si accoda in seconda posizione lungo la corda. Numero 1, Big Poi Simao, vediamo squalificato. partita bene Batis, che cerca di rientrare all'allieva di Salvatore Valentino, che ora è rimasta di fuori. Tanto 14,7 i primi 200 metri da parte di Bagar, Vincenzo Piscoglio. Intanto Holly Molly va a chiedere strada. Bionic Horse potrebbe sistemarsi alla corda, ma rimane all'esterno. Passa Holly Molly, che quindi è la nuova battistrada dopo 500 metri. L'allieva di Roberto Vecchione. Siamo ora al paletto dei 600, passato in 45,4, passaggio davanti alle Numero tribune. 9, L'errore di Bionica Bionica Horse, Horse. squalificato. Seconda posizione sempre per Bagar, che viene stappata ora da Vincenzo Piscoglio, poi stappata anche Batis. Sposta all'esterno Barney Lenny con Enrico Stefani, che va a superare Batis. Intanto il primo giro è andato via in 1 minuto e 5 decimi. È sempre in vantaggio Roberto Vecchione con la figlia di Timo Co. Bagar è lì seconda alla corda. Intanto Barney Lenny ha completato il sorpasso di Batis e si sistema a terza. 16 la curva, viene fuori il primo chilometro in 1,16 e mezzo con Holly Molly, Bagar, Barney Lenny, Batis in difficoltà, avvicinata da Brigitte Trio. Retta di là ancora con Holly Molly in vantaggio, la frazione è in 15,7, viene ancora Barney Lenny dalla terza posizione, viene via decisa, Bagar è sempre lì seconda alla corda, si avvicina anche Brigitte Trio, cavalle a 250 metri dalla conclusione. Barney Lenny aggredisce Holly Molly, l'ultima curva è passata in 15,9, retta d'arrivo, sembra più fresca Barney Lenny, Holly Molly cerca di difendersi ma Barney Lenny ha partita vinta e viene a vincere con Enrico Stefani. Secondo posto per Holly Molly davanti a Brigitte Trio, al quarto Bagar davanti a Bella Senz'anima. Quindi vittoria di Barney Lenny, Enrico Stefani, che neanche l'allenatore, anche i colori di questa figlia di Nadal Shiba, che ha corso molto bene, è venuta via sulla penultima curva, poi ha trovato posto per breve tempo, ma è subito andata ad attaccare la battistrada e l'ha battuta nettamente. La rivediamo in retta d'arrivo Barney Lenny con il driver modenese che viene a vincere, mentre seconda Holly Molly davanti a Bagar, che ha colto, no, il numero 5, scusate, di Brigitte Trio, che batte Bagar per il terzo posto.